Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti gli amici de Cosas Bellas, a vostra puntata de oggi, io vengo su Marmidda, a Pompu, questa bidigetta de Rude 300 abittatori, fino a su 1970, via frazioni de Masuddas, e densandosi è diventato comune autonomo. E in un bello brano, in noi traballavo bene a Lori, ma traballate i Vingias, Olias e tutte queste belle cose. E si usa accanto su Monti Arci, onde c'è mera ossidiana, ma in noi ci punti testimonianze antiche, c'è su Nuragi de Santumiali, ci punti Domo de Gianas, c'è un menir, Lucia Arrabiosa, Zerriao, su Frucconi de Lucia Arrabiosa, dunque mera testimonianza, ma noi se veniamo noi in Pompu Poita, proprio a proposito del sull'Orica, tra Ballanta e noi, hanno fatto un museo di Aderu su de Portumano, un museo onde c'è sinnata tutta questa vilera su traballo, può fare di questa terra a Sammesa de Supani, un museo multimediale, moderno e tutto canto, e noi siamo andati proprio in Gunisoi, in questo museo a Domo de Supani, e si intendi che si accompagnare su sindaco de Pompu Moreno Azzei, dunque andavo su un pari andeisso e conoscevo bene questo luogo dedicato tutto a Supani, ma in una maniera troppo bella, devo sapere impari. Andavo. E sta bello con me entrare a Domo de Supani. Saluti a Moreno, a sé, su sindaco de Pompu e questa signora che sta traballando di Supani, come si chiama? Alessandra. Dunque, Moreno, per noi questo diario è una cosa di importumanno, tenni questa possibilità di fare conoscere, amico nostro, tutto il faina che vedete in questo luogo. Questo museo, che è un museo tradizionale, dunque reale, che abbiamo documenti, si traballa su pani, come si fa su fuoco, ma poi a intro c'è tutto un mondo che è nato su virtuale, un mondo tecnologico. Cominciamo a raccontare questo museo dei Pompu. Sul museo de Pompu, ducerato sa Domo de Supani, è fatta di 4 aposenti. In questo aposento si conta da Sudrigo a Fiesa Savini de Savagna de Dunque, tutta questa vilera è usata a Sammesa. Usato a Sammesa. Bella questa cosa. E vosaltro però mi pare che avete, io devo sapere con i amici nostri, tutta questa cosa tecnologica, video, proiezioni, tutto c'è una cosa di spanto che è troppo bella con Sammola, ma non si donava noi. Però vedete questo doppio traballo, una cosa reale, dunque al laboratorio, canto bene i visitatori, sanno con suo fuoco a lutto, con la possibilità di fare su mani. Sì, ho fatto traballo su Devago con questa Domo de Supani, che davate aperti a suo pubblico, e con questa fiera de Mogoro, in questo ultimo periodo, ho fatto laboratorio sta gente viene da noi, traballa da Savarra, Supani e un forra lavoro e poi si andiamo da Domo con un quello di pane che avete fatto. Bene. E a Rennescita fai su pani su Occoi, tutto bello pintato, poi che dentro non c'è comande cose, a noi può traballare. Tenevo su che nemmeno maestra Vani che benti e disaggiudante a fare su pane. Bella questa cosa. Dopo se vieni in pari ai amici nostri telespettatori, si fa venire questa bella cortimanna a 11 punti. Uno scanto cosa, questo è un museo, ma è un museo di Aderu particolare. Poi se uno vuole vivi questa esperienza, cioè dunque si conosce sul mondo dei Supani, sul mondo antico, come si traballaia, le testimonianze dei vecchi dei Pompu, poi venni in noi
E vivi in noi una dì intera, tu dormire in noi, atturai in noi, vi conosci Sì. Sabida e tutto canto. La particolarità di questo museo è che in sa vattiata, il suo primo piano, tiene su un bed and breakfast. Ah, Quindi 4 aposenti dove dedicato dedicato a turisti, no? che A ospitalità. dormi e fai questa esperienza di e questa è un'altra cosa bella, di importo, che hanno sagato da ogni luogo, generalmente uno viene, visita sul museo, si anda da domo e mancasi di scadesci. Si bifidi invece questa esperienza diretta, dormi in noi, conosci sta gente, andare in giro in sabida e tutto quanto, forse si da ricordare pure da quanto da su coro questa esperienza. Suvani è il suo primo alimento di tutto il popolo su mondo. Da sempre. E noi su teneu su uno scanto modalità, infatti poi usaviri a intro tutto i fainas che va, tutto il tipo di pani che va, tipo ogni addiri, poi festa e tutto canto, ma gendeso a questionare. Dunque Saporeno, in noi beniti visitatori o antaveni visitatori di altro luogo, di strangi e tutto, lo scelti italiano, so sardo, no? Mo a fine anno, depende bene da Spagna, poi fare questa esperienza di fare su pani. Vai su pani noi, è un'altra bella cosa. In noi, questa domo, una cosa che mi voglio dire, bosato come amministrazioni, deisi tornare a Bogaia un po' a noi, ristrutturare e tutto quanto, e ta domo quando è edificare? Questa domo è di Bruso di 80 anni, di Bruso. Capo del Prodecento pure. Prima ci fu anche da la reception, l'accoglienza, vive da Samova de Solo. Quindi noi muoviamo del Sovia. E poi noi abbiamo appena poi questa trasmissione, tutta appena che su in questo bello brano, questa terra generosa, onde ci punti bingias, olias e tutto, e poi sull'ori, che se oviendi, poi il tutto diventa. Quindi è bello uscire da noi, ci pianta domus delle persone che lavorano direttamente. Sì. Solo e manca il vino e tutto, no? Sicuro, sicuro, sì. Vino buono. Sul vino non mancherà mai. Non mancherà mai. Dunque, e ho visto un pacchetto di questa domo. Quando nasce questo progetto? Lei uscì che anticominciavo a pensare a questo museo già in uno scanto 16-17 anni fa. Questo progetto nasce con questa amministrazione prima di mia, che prima pianta fai l'idea, penso che vi fare un museo archeologico con Sant'Omiale, poi non ti cambiava idea. Poi fai Saddam e Subani. E poi c'è su Nuragi di Sant'Omiale. Sì, tenuto su Nuragi di Sant'Omiale. Domo del Gianas, c'è questa su Menir Vuru, però questo è sul territorio di Maracaiuri, è sempre ed è in appunto il stessa area. territorio di Pompo, questo proprio, non è venuta. E se su Traballenti può valorizzare su Nuragi pure di Sant'Omiale. Bene. Dunque, però è fatto bene invece se fare in un museo tutto dedicato a Subani, ma in questa maniera, reali e virtuali, contau e bivio. Dunque, se questa è questa doppia occasione che tenesi di contare questo mondo. Sì, secondo me è pure, poi questa tradizione in Pompo di Subani è ancora forte. C'è gente in meta che ogni cita, ogni due cite si fa ancora su Subani fatto un domo. Allora, toccare per noi a comprare su Subani frisco un santo. E che sta atteso di Castello non fare a venire ogni cita, però è bella però questa cosa, che continua a fare Subani in domo. Spero, perché se sto ristrutturando un'altra domo, può fare un laboratorio che all'incubo piccioccheddo ci volte da Castello Subani del Deda. Mancase già adesso è una cosa bella di adesso. Si può contare che su sindaco è buono a fare Subani, a pubblicamente a rennescere, a ciuece e tutto quanto, dunque evidentemente quando è che si imparava a fare questa dopo imparavo quando fui a piccioccheddo con nonna mia. Quando doveva usare ancora tutto a mano, quindi se ne aveva usato
e due sette chizzi a traballare su vai. Anda bene, anda bene. Dunque, Moreno, ora vediamo una cosa. Devo grazie a tutti i traballatori che hanno in noi. Come si dice questo nome? Antonello. Antonello che ha seguito tante cose a noi, mi ha contato di questa trasmissione che ho fatto tanti anni a voi. Io da fare bene su fuoco, ma non su la sauce, su questa patti, poi entrai in suo primo apposento e dunque se usa conosci questo bello logo di spanto che moi si contava, impari a suo sindaco Morenazzè e entravo a intro, andavo su impari, andavo. Beh, questo è il suo primo apposento, Moreno, già c'è questa cosa che abbiamo già contenti di avere bella e interessante, poi per noi si apposenta dove si lavora su Trigo, dunque sa mola, sa prima attività, no? Sì, sa prima attività è insusato, è insusato, no, voi quando arriva su un domo. Quando su Trigo è messato. La prima attività è a muovere con sa muova a pedra e su moventi. E ti vedete, picanta uno scanto di trigo, che in noi a intro, no? Sì. E dunque, e noi c'è su un molentello, questa è una cosa bella, sicuramente non si poteva porre un molento, non sa dire noi, c'è questa protezione animali, si s'acconcia, però antifatto una ripresa e dunque c'è uno scanto televisori che va in tv i commenti su un molentello, tutto a dire, gitaia da finzaccando, non si da ballare. E infatti noi c'è un'altra cosa virtuale che è un un monitor che fa i veri commenti su trigo, traballao, già streccao e tutto canto, di vestia da fuori. Questa è il suo primo apposito. E noi, però, Moreno, contai tutto il suo traballo, sì. Tipologia di trigo che ci fu, sì. Che succede? E noi, che succede? Quando parte su video multimediali, conta da tutta la sua storia del suo trigo, quindi su che si poneva da 100 anni fa, su che si poneva da un suo miglioramento genetico, non era su 10. Fias arribai a su che si utilizza da oggi, che è su trigo del senatore Cappelli. Senatore Cappelli, che si usa da me. Si usa che è proprio tichetto, voi dovete sapere, voi c'è un apposentello, suttimo forse, se mi pare, di questo museo, di questo hanno ci proprio tutte le modalità, le tipologie e traballo su questo trigo che ci sono noi in Sardegna e dunque è usavire che lì è questo del senatore Cappelli, che mi pare che è proprio tichetto esatto, sa no? No, non è prospettivo. Su che teniente strigo su del tempo che rendiante vago. Rendiante vago. A ettaro vedi da vago. Però via Bonumera, Tostao e tutto quanto. Dunque, questo è l'apposento che contai e noi comincia da esperienza, comincia da fuori, se un naueo, io comincio a ballare su vani, in laboratorio e tutto quanto, però quando si entra in su mondo del su vani, in sa domo e tutto del su vani del non pompo, si comincia a pensare e a dire come ti via. Bella questa cosa virtuale del su molenteggio, la gira e ci viene su via ai picciocchetti che hanno uscito come ti via, questa cosa è una cosa di avere su interessanti. Poi io spero che i picciocchetti su delle scuole possano stare bene noi a organizzare lezioni, a sapere come si fa a subani, a provare a lavorare su vani, no? Come amministrazione uso rosa fare sa sagra del suvai ed uso da frumento. Frumento. Poi fermento in sul giro del suvai, una cosa dice. Funti bene uso questo su dessa scolla, spiccioccato su dessa scolla, antifatto suvai e funti do rosa su marivo di inforrai. È una cosa bella. E teniamo su moventi vero, con sa mova vera che muoveva da su drigo. E noi in Molasa, in noi in Pompu, forse sicuramente succede di meraviglia, iniziando su Cinivianta Merasa, famiglia che traballano, noi è tutto. Tu immaginavo prima che a un di noi c'è questa accoglienza dei turisti, prima ci via apposento di Samoa in pedra. E dunque non è fatto fatica andare a Paiuno. No, tutte le famiglie, già tutte le famiglie sono di dentro. E come ti narrata sul video, in mondo sarebbe bruso può muovere su Drigo, perché non si fa dei brusi che ci andiamo su moventi e è diventata proprio in frossi. D'arredamento, una cosa. E dunque, Samoreno, noi andavo su un altro apposento
poi in cuni si deve sapere a pillu sa memoria, i sa ricordo, i storie di sa vita, è una cosa di adere bella questa pure, poi picciocchetti, ma devono avere tutto, dunque se andavo a sapere chi riviano le persone che tenivano questa conoscenza di questo lavoro antico del suo pane, andavo sul pari, andavo. Però questo è un apposento che a me mi piace di avere un mera, poi è bello uscire che ci punti tutta questa gente che conta da come si lavora e dunque quando arrivai in questo apposento vadete a ascoltare tutte queste testimonianze antiche, se no? Sì, questo sono fonti testimonianze di questa gente di vita che conta come ti fai a su vai, come ti funziona in Sarasa su potrà ballare sa terra e tutto quanto. Bene, e noi ci diamo prato su manno o punti questo? Sì, prato, prato. Dunque, e noi invece esposto tutto questo strasto, poi sfaina, dunque gropisi, sedazzo e tutto quanto. Poi contai e ti succedia, del sudrigo, una volta che tanti passano un sammola e ti succede. Du cerrenti, e quindi posso parlare sa zimbua e suscetti. Per su paese si fa con sa zimbua e coscetti, sa farra vini. Certo, è una cosa bella che si in noi è che ognuno dei gusti su sedazzo, c'è sta intro un tablet, dunque si può cliccare, forrogare e tutto quanto, si binte a altre cose, del suo lavoro che si fa e può arrivare a pigliare appunto savarra, suscette e tutto quanto. Dunque è una cosa di adero bella questa cosa. E tutta questa scropesi sempre cosa ci cade in noi in vita? Sempre cosa di vita, sempre cosa che Santi Laziao, sa gente di vita da voi in suo museo. Bene, questo museo comincia a pigliare forma di questo apposento a Sattro, poi da voi si binti di adere queste cose, siamo a entrare in una cucina, in una domo, a un da intro ci punti tutte queste cose belle che si fanno con su trigo e dunque potevo andare innanzi se conosci questa domo del Subani e ne apposento anti preparato, combinato e bocavo a pillo. Andavo su un palmo. Andavo. Dunque, questo apposento mi piace meno, non è verità, perché noi c'è intanto questa cosa virtuale, a un disoperi, questa credenza antica, e diversi da fuori, tutta questa ripresa dei spanici, non scetti di pompo, no? No, noi fonti non abbiamo tutto spanici della Sardegna. Però è il posto, i panici della Sardegna, ma a confronto con questo de pompo, e noi c'è su Cocoi e gustato da pani est. Su cifragio. Su cifragio, ci vedi che davanti vanno? Davanti, sia vettivo che manno, però non manno meta. Ma 800 grammi. E questo mi potevo assumere. Vabbè. E infatti si vede, no? Mancate di un vegetariano, però povani, grazie a te, già c'è i capiti. Dunque, se noi è un naso pani, ma ci vuole proprio tutto il strabano che si fa in domo con su pani. Suppa, secondo me va covato. Sì, noi c'è come tua credenza anche appunto allocato su tutta questa cosa che fate su questo pane. C'è il suvain dorao, il suvain arredao, il suppasa. C'è questa bella simbo incasata. Questa simbo incasata. Ma tanti fatta oggi, dunque si affresca fresca. Sì, tanti fatta oggi, fresca. Dunque, mi pare che quando acabavo su questa trasmissione, io ero grande, dunque io sono stato questa simbo incasata. E poi c'è stata un'altra cosa pure con Sabagna e te, sa cassola. Sa cassola e tammatica. Sa cassola e tammatica. Come si fa sa cassola e tammatica? Si fa di sa bagna e su vai arredao. Su vai arredao. Dunque, ho visto tutte queste cose, poi c'è, fa in TB, quando sapendo noi a conoscere questo museo e sapere tipologia differenti, la simbo a grussa, la simbo a vino e tutto quanto. Sindaco, sa gestione in noi di questo museo, si può dire bene in noi e in noi.
che cominciai a overe su parte di accoglienza, o fai bivi questa esperienza, dunque sapere in noi, dormire in noi, papà in noi e tutto quanto. E chi ne c'è che gestisci questa cosa? Saprò loco, come ti funziona? Poi moi sono andato a un amount di aiuto a su comune, saprò loco, quindi se uso traballando vattavari in tutte queste cose, quindi dopo il saprò loco, fare tutte le manifestazioni di saprò loco, però l'idea da donare gambas può navigare in attività e da fare crescere sempre di più. Ma poi si può fare poi tutto un sistema museale in Pompo, è una zona archeologica, centro storico, tutto quanto. Certo. Sì, poi donai, saprò loco di avere una cosa da fare, e fai festa, si organizzai e fai, appunto, tutta questa gente che in vigenda, mascalmente questa prospettica, traballano di avere un'era, e noi mi pare che tenete mera gana di traballare, tutta gente all'irga, bella, appassionata, e questa cosa si fa. Tenete questa maglietta, poi la faccio subire, Pompo and Friends, che a me mi piace troppo, è troppo bella questa cosa, e dunque andava bene. E noi, ecco, arrivano a noi in Pompo, si contano di questa cosa, o saprò loco, o su sindico, pensate, io tengo voi, questo pregio umano, tenendo su sindico che mi accompagna in questa visita. Dunque, e noi non è spacciato però sul museo, no? No, non è spacciato. E te usacatai. Aspetta che mi si scaresce una cosa. Prima di entrare in questo aposento, io vi un'altra cosa di importo umano. Questo è un monitor, uno schermo umano. Sì. E ti conta. In cui conta dopo che hanno pulito sa simbo e sa farra, come si fa di su mai. Quindi su che io vi un fuori sapore spongiai, cioè su frumento. Su frumento però sibiri, cesti, non è digitali, no, questo è proprio reale. Questo è reale. Un'altra cosa che fate Saprò Loco in tutte queste manifestazioni che fate su adesso mai, arregalla sempre un corradello di frumento. Aici chi si indiando da questa manifestazione vuole fare su vai in domo con su frumento. Questa cosa del frumento non acaba mai, cioè sempre si torna da rinnovare. Bene. E salsi quindi domando più mi porto una roghe di frammento, mi porto a domo, io sapere se mulle di mia mano a fare su mani, non credo che non sia organizzato, ma c'è mia da pratica questa cosa. E dunque, bello, tutto questo arredamento, mi piace di avere un mera, bello, tutto i poni in evidenza, in risalto, tutte le cose che ci punti a intro di tutta questa bella credenza antica, che invece non è antica, ma voglio ricordare questa tipologia. Dunque, Moreno, voi spacciai questa visita che si fendi fai, tenevo una tapposento, che da contare, ti anticipavo e poi ci andavo. In cui due fonti su trigo di Averas. Su trigo. Io questionavo prima, dunque andavo a vedere come funti tipologia su trigo in tutto questo salto su di noi e di tutta questa Sardegna. Andavo. Dunque, Moreno, noi siamo accabati su noi di conoscere tutte queste belle cose che hai esposto in suo museo, in suo domo di Subani di Pompo. E ne ho questionato su trigo differenti. Noi c'è trigo sardo, ma non c'è di sardo, no? C'è molti qualità differenti. C'è trigo siciliano pure. E come ti mai c'è trigo? C'è tipo dove fai bene, questa differenza o voi ti tenesi no? Sapere tu tenesi no, perché tanti provavo a due poi e quindi ne sono segato questa spiga può conoscere. Perché poi nanta che questo scorzo nera che è un trigo siciliano è bello un da posso fare. E noi teniamo trigo, cappelli, come è un anno prima, e a trascalidali, se questo buon orveso ti viene su trigo bianco buon orveso. A Bonorva utilizzano per fare su zicchi, a Bonorva è su zicchi. E fanno su pani uddio, che è una cosa che non fai di pruso, di andare a papà una borta che hanno papà ancora vezza, poi si fa con prodotto dei pezzi di angioni e tutto quanto, ma andiamo a panno d'usciemo, la prenia da Ici, e ancora oggi se ci penso mi intendo male, perché è troppo buono, ma andiamo a panno troppo. E dunque se questo va su zicchi e poi questo gossu ta est. Poi c'è questo trigo gossu che è promodia, no? Sì, questo è un trigo tenero.
Naraso che su trigo cosso non fai simbua, ma Ah. fai scetti, Ah, barra, scetti, per senza te è parte. tenero. E questo è da Sagalluro. Ah, e invece questo qui non ha un cappelli e soprattutto stavo, no? O ci dai più stavo ancora di questo? No, su trigo tostavo, però funti tutto su trigo Di questa tostavo e qualità. trigo tostavo. Anda bene. Dunque, La differenza è un po' attesa. Ah, più preggio. Perché prima su trigo antico fiatato un mese, poi fai su trigo cresciti e non cresce di strada e quindi non te ne hai bisogno di magia e non te ne hai bisogno di cure chimiche. Anda bene, anda bene. Io penso che quando traballa io, usato tipo che tutto su trigo, quando canta io, mancai all'aereo dell'aro, canta a sopra, tutte queste cose, appunto ribada, se pensi a voi, e punti di adere su una ricchezza manna per la Sardegna. E dunque, noi da Cabba poi ci punti tutto video, fotografia, sa chi contanta di tutta questa zona di Sabida de Pompu, e dopo abbiamo 300 abitatori, quanto sei noi? Il museo per spago su 250. Ah, 250. E andava bene, è una bicicletta però tenti bella cosa, esavettanta, hanno scelto tipo biri e tutte le cose adesso dome sumani, ma se volesi vivi questa esperienza, si può dire come te now atturai noi che non a dire, dunque se vivi in noi in questo bed and breakfast che è tutto uno con il suo museo e tutto. E grazie al suo sindaco e a tutta questa comunità di Pompu con questa bella faina che hai fatto. E noi ci salutiamo. Grazie a vosaltros, po bene a noi a fare conoscere sul museo che teniamo su questo domo di Suvai in Bida e aspettavo questa gente per accogliere e visitare e provare a fare Suvai in Pompu. E dunque, grazie a voi, se ne su fedeo con i amici che si seguono del domo, si seguono questo programma di Cose Belle, di una domma satra, poi passiamo da questa domme su pani de Pompu, in noi in Marmidda, andavo su Capesuso, andavo a Biddanoa Monteleoni, c'è questa domma umana, andando studiare tutte le cose che contano, i traballi di Raina antica, di questa bidda, questa bidda onde nasce su poeta Manno, Raimundo Piras, poeta improvvisatore, ma poeta mentre è nato un oso a tavolino che ha scritto tante cose, e in questa puntata io essi con un amico di Cose Belle, Fernando Piso, che è stato a Ligi contare e recitare un scanto cosa di questo poeta Manno e io sapere i tata succedi, i taccesti in questa domma umana di Biddanoa Monteleoni, che adesso è l'ultima puntata di questa trasmissione di Cose Belle, che spero che si fatto conoscere Cose Belle di noi di Pompu, di Biddanoa che era Penni, in questa puntata venitora, e in questa puntata 38 e 39 con questa che io vi ho finito a oggi. Grazie a tutti, vi un saluti in questa puntata venitora. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.